Buongiorno a tutti, possiamo alzarci in piedi per cominciare il nostro culto? Questa mattina è un culto particolare, no? Perché la Pasqua rappresenta il perno del cristianesimo, no? Quando parliamo di Pasqua parliamo dell'ultima cena di Gesù, quando parliamo di Pasqua parliamo di morte di Gesù, ma anche di risurrezione di Gesù, no? E io ti invito a tornare un attimo con la mente a quel giorno in cui uomini e donne sono andati a cercare Gesù nella tomba, e quando sono andati la tomba era aperta ma soprattutto vuota. E questo è un grande messaggio per noi, un messaggio che il Signore ha l'ultima parola sulla vita e soprattutto sulla morte. Ossia, io posso passare per dei momenti complicati nella mia vita, talmente difficili che a volte posso dire: Signore, non c'è niente da fare, ma ti posso assicurare che la Scrittura ci dice che noi abbiamo un Dio che ha già vinto la morte e quindi è al di sopra dell'ultimo nemico che è il nemico più terribile dell'essere umano, no? Che la morte dice proprio parola fine alla vita, ma il nostro Dio dice adesso comincia, perché adesso è la Pasqua di Cristo. E io ti invito questa mattina a pensare a questo evento della Pasqua in questo modo. E se tu hai portato la parola di Dio, ti invito ad aprirla in 1 Corinzi capitolo 5, versetto 6 fino a 8, parla proprio della Pasqua. 1 Corinzi capitolo 5, versetto 7, fino a 8. E dice così la parola di Dio: purificatevi dal vecchio lievito per essere una nuova pasta, come già siete senza lievito, poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Celebriamo dunque la festa non con vecchio lievito, né con lievito di malizia e di malvagità, ma con gli azimi della sincerità e della verità. Oggi proprio mediteremo su questo. La Pasqua, quando è cominciata, come è stata vissuta dagli ebrei e che significato ha oggi per tutti i cristiani. Molto interessante quando qua dice: celebrate la Pasqua con gli azimi della sincerità e della verità. Subito dopo che gli ebrei hanno sacrificato l'agnello è cominciato un periodo di 7 giorni in cui loro dovevano mangiare pane senza lievito, ossia pane che non aveva una pasta inacidita dentro, perché la pasta inacidita era quella che faceva lievitare il pane. È interessante quando noi facciamo un parallelo con la nostra vita cristiana. Questo lievito non deve esistere, non deve essere il frutto di un rapporto con Dio attraverso la religiosità degli atti preformati, ma deve essere una relazione personale con Lui. Ossia, noi siamo oggi qua per celebrare questa festa, questo rapporto personale che io e te possiamo avere con Cristo, e dobbiamo essere completamente liberi dalla religiosità. Sai una cosa? Te lo dico in questo modo: Cristo è qua in mezzo a noi e vuole un rapporto personale con te. Amen. Lui sta già girando per i banchi, per le seggiole della chiesa e sta dicendo: voglio un rapporto personale, giù la maschera, perché io voglio il tuo cuore. Amen. Possiamo pregare che il Signore ci parli questa mattina e che ci dia cibo per la nostra anima, pane fresco che viene dal cielo. Nostro Dio, nostro Padre, ti ringraziamo perché tu sei qua presente in mezzo alla tua Chiesa. Spirito di Dio, fluisci liberamente in mezzo a noi.
abbiamo bisogno, Signore, di cibarci del pane che viene dal cielo, da Cristo Gesù il Signore. E ti chiedo, Signore, che tu possa farci uscire come un popolo questa mattina, totalmente libero di essere pane fresco, pane azimo, pane di sincerità e di verità. Signore, se c'è qualcuno ancora qua stamattina che non ti conosce, ti prego nel nome di Gesù di poter parlare a quel cuore e di poter fare, Signore, un'opera profonda, santa, miracolosa nella vita di quella persona, e che, Signore, noi possiamo vedere questa Chiesa portare frutto per la tua gloria, anime conquistate per la tua gloria. Grazie, Signore, di essere parte del tuo regno. Grazie, Signore, di essere parte di una storia che non cambierà per tutta l'eternità. Noi ti lodiamo così nel nome di Cristo Gesù. Amen e amen. Amen. Restiamo in piedi per passare al nostro momento della lode e dell'adorazione. Amen, alleluia al tuo nome, Signore. E questa mattina noi celebriamo la Pasqua del Signore Gesù, quell'agnello che è stato emesso, sì, e ha vinto la morte, si è dato per noi, e noi abbiamo questa vittoria in Cristo Gesù che noi possiamo celebrare, ricordando che Lui non è più lì in quella croce, ma in mezzo a noi. Amen. Alleluia al tuo nome, Signore. Solo
Giovanni 14, dal versetto 20, c'è scritto così: ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. Alleluia. E in quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. E chi mi ama sarà amato dal mio Padre e io lo amerò e mi manifesterò in lui. Se la parola dal principio uno con l'Altissimo nella creazione la tua gloria rivelata in te, Gesù, che magnifico nome è, che magnifico nome è, il nome di Gesù mio Re, che magnifico nome è, incomparabile, che magnifico nome è, il suo nome. Per averci più vicino, sei sceso in terra, peccato. Oh, grazie Signore. Perdonato
Gloria e onore a te, Signore. Gloria e onore a te, Signore. Potete sedere. Io invito ad aprire la parola di Dio nel libro di Esodo, al capitolo 12, e noi leggeremo alcuni versetti da questo testo biblico che ci parla della Pasqua. La nostra Pasqua, come abbiamo letto all'inizio, è Cristo, ma per capirne il vero senso dobbiamo capire come è nata questa festa, che è una delle feste più importanti per il popolo ebraico, e ci sono delle verità dietro questa festa che noi stamattina cercheremo di scoprire per la nostra vita pratica. E dice così la parola di Dio, Esodo 12. Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne nel paese d'Egitto dicendo: questo mese sarà per voi il primo dei mesi, sarà per voi il primo dei mesi dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il 10° giorno di questo mese ognuno prenda un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la casa è troppo poco numerosa, più numerosa per un agnello, se ne prenda uno in comune con il vicino di casa più prossimo, tenendo conto del numero delle persone. Voi conterete ogni persona secondo quello che si può mangiare dell'agnello. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio dell'anno, potrete prendere un agnello o un capretto. Lo osserverete fino al 14° giorno di questo mese, e tutta la comunità di Israele riunita lo sacrificherà al tramonto. Poi si prenda del sangue dell'agnello, lo si metta sui 2 stipiti e sull'architrave della porta delle case dove lo si mangerà. Se ne mangi la carne in quella notte, la si mangia arrostita al fuoco con pane azimo e con erbe amare. Non mangiatelo poco cotto o lessato nell'acqua, ma sia arrostito al fuoco con la testa, le gambe e l'interiora. Non lasciatene avanzo alcuno fino alla mattina. Quello che sarà rimasto fino alla mattina bruciatelo con il fuoco. Mangiatelo in questa maniera: con i vostri fianchi cinti, con i vostri calzari ai piedi e con il vostro bastone in mano, e mangiatelo in fretta. È la Pasqua del Signore. Quella notte io passerò per il paese d'Egitto, colpirò ogni primogenito del paese d'Egitto, tanto degli uomini quanto degli animali, e farò giustizia di tutti gli dei d'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue vi servirà di segno sulle case dove sarete. Quando io vedrò il sangue, passerò oltre, e non vi sarà piaga su di voi per distruggervi quando colpirò il paese d'Egitto. La parola Pasqua significa pesa, in ebraico significa passare oltre, no? Ossia, quella notte in cui Gesù, il Signore, ha fatto un giudizio sugli egiziani, quando vedeva questo sangue dell'agnello sparso sugli stipiti delle porte delle famiglie ebraiche, lui passava oltre e il giudizio non rimaneva su quella casa. Quindi è questo su cui noi mediteremo stamattina, su questo passaggio della Pasqua, che il passaggio non è solo un passaggio di Dio, ma è un passaggio di ciascuna anima che vive la Pasqua nel modo corretto. Ok? Preghiamo che il Signore possa parlarci. Chiudi i tuoi occhi, parla col Signore e chiediamo al Signore che possa veramente parlare al nostro cuore. Nostro Dio, nostro Padre, siamo qua nella Tua presenza. Vogliamo chiederti, Signore, che Tu possa aiutarci a intendere, a capire la Tua parola. Signore, siamo qua come Tuoi figli, come alla Tua tavola, Signore, in aspettativa che Tu ci dai da mangiare. Dacci cibo, perché abbiamo bisogno di Te, abbiamo fame di Te, abbiamo sete di Te, abbiamo desiderio che Tu ci possa parlare, nel nome di Cristo Gesù. Amen.
Non so se avete notato, ma la prima cosa interessante che noi troviamo in questo testo biblico dice che il conteggio del tempo da parte del popolo di Israele è cominciato esattamente nella notte in cui loro hanno sacrificato l'agnello della Pasqua. E per capire questo noi dobbiamo andare a capire che cosa stava succedendo lì. Ossia, il popolo di Israele aveva vissuto per 400 anni in Egitto. Chi si ricorda la storia di Giuseppe, figlio di Giacobbe, che era diventato primo ministro dell'Egitto, e insieme al suo popolo, il popolo si era moltiplicato per 320 anni là in Egitto. Poi, dopo 320 anni, sorge, dice la parola di Dio, un faraone che non conosceva né Giuseppe né gli ebrei e comincia a perseguitare, a opprimere il popolo di Israele. E quindi che cosa Dio fa? Manda un liberatore che si chiama Mosè e gli dice: Mosè, tu che conosci gli egiziani, tu che sei stato in casa di egiziani, sei stato figlio della figlia di Faraone per 40 anni, torna nel tuo paese, perché lui era fuggito, e a 80 anni Mosè torna in Egitto e comincia a parlare con il Faraone e a chiedergli una cosa insistente e digli: lascia andare il mio popolo. Per 9 volte tu trovi questa espressione nella parola di Dio che dice: lascia andare il mio popolo. E questo, cari miei, è un grande parallelo che noi dobbiamo fare con quello che ha fatto Cristo sulla croce, ossia quando l'agnello è stato sacrificato, quando Dio ha mandato suo figlio qua sulla terra non solo per stare in compagnia nostra, come dice la canzone. Attenzione che ci sono delle mancanze teologiche nelle canzoni, ok? Non solo per stare in nostra compagnia, ma per pagare un debito, ma per soddisfare la giustizia di Dio. E quando Dio ha mandato suo figlio sulla croce, lui ha dichiarato nel mondo spirituale: lascia andare il mio popolo. Tu, caro mio, sei il risultato della rivendicazione di Cristo sulla croce. Il tuo nome era già scritto nel libro della vita e Cristo ha detto: tu sei mio. E il Satana: io voglio il mio figlio, voglio questa persona perché io amo il genere umano, perché è la mia migliore creatura. E sia quando Dio ha fatto questo, ci ha liberati, dice Colossesi 1,13, dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Allora, che cosa è successo là in Egitto quando Mosè è andato per liberare il suo popolo? Vi ricordate che Dio ha mandato 10 piaghe sul regno d'Egitto, sul regno più potente della storia di quell'epoca. Allora, che cosa voleva comunicare Dio quando ha mandato queste 10 piaghe? Queste 10 piaghe rappresentavano la caduta degli dei egiziani. La prima piaga, per esempio, che noi troviamo nella storia dell'Esodo è il Nilo che diventa sangue, ossia il Nilo in Egitto. Io sono andato ero appena sposato con mia moglie, siamo andati a visitare l'Egitto e il Nilo ancora oggi è considerato un dio, ossia c'era un detto, la guida che ci portava là in giro per visitare i monumenti egiziani diceva: l'Egitto è un dono del Nilo, ok? Perché Dio ha fatto diventare il Nilo sangue, ha fatto morire tutte le creature del Nilo, tutti i pesci, tutte quelle creature che vivevano nel Nilo. Perché? Perché Dio voleva dire: guarda che io sono un Dio al di sopra dei vostri dei, io giudico i vostri dei, io dico che io sono il Dio vero e questi sono tutti dei finti. Poi troviamo per esempio che Dio manda la piaga delle tenebre, ossia il regno della luce. Voi sapete che l'Egitto è un adoratore della luce, ossia il dio Ra per loro era il Dio Padre, il Dio supremo di tutti gli dei, che aveva creato tutti gli altri dei e che governava il mondo spirituale dell'Egitto. E Dio manda le tenebre perché? Perché doveva far capire al regno egiziano, ai re egiziani, che lui era il vero Dio. Non a caso quando lui dice: io moltiplicherò i miei segni e così il popolo egiziano conoscerà che io sono il Signore. Ma c'è una cosa interessante che noi troviamo nella parola di Dio. Là nel libro di Esodo, a un certo punto Dio dice: io indurirò il cuore del faraone per non lasciarvi andare.
Pastore, come funziona nel mondo spirituale? Ossia, Dio vuole liberare il suo popolo e poi a un certo punto dice che indurisce il cuore del faraone e non li vuole lasciare andare. Come funziona sta cosa? Sapete una cosa? Io ho imparato questo non solo a mie spese, ma per la mia crescita. Ci sono delle situazioni nella nostra vita che non cambiano. Perché? Perché Dio vuole dimostrare la sua potenza e la sua gloria. Pastore, come faccio a conoscere Dio? Te lo dico subito. Chiedi a Dio di mandarti un bel problema che tu non riesci a risolvere. Sai che cosa sta succedendo oggi nel mondo? E sfido chiunque a dire, e quando vi guardo con tutti con le mascherine addosso, da seduti lì, io dico, Signore, le sicurezze del mondo stanno crollando, l'economia del mondo sta crollando, la medicina nel mondo sta crollando, non sa come affrontare i problemi, la politica ci ha deluso profondamente, è vero o no? Non c'è niente che possa essere saldo. Ma sapete che cosa sta succedendo? Sapete cosa ci sta dicendo con questo messaggio il Signore? Io sto facendo oggi la stessa cosa che stavo facendo là in Egitto, moltiplico le piaghe su questo mondo che non mi conosce affinché il mio popolo sia libero. Amen, Chiesa. Tu vuoi essere libero. Pastore, ma io sono in mezzo a questo mondo, sto vivendo una situazione difficilissima, economica, sociale, non riesco a capire che cosa sta succedendo. Ho sentito perfino un predicatore che diceva il diavolo ha mandato questo virus, io lo riprendo nel nome di Gesù. Sapete che cosa significa questo? Che non ha capito niente delle scritture, perché Dio è sovrano e la parola di Dio dice che il mondo è lo sgabello dei suoi piedi, non cade un capello della nostra testa che lui non lo sappia. Tutto quello che sta succedendo oggi è quello che Dio vuole che succeda, lo sai o no? Ma il Signore dice, io sto continuamente allungando questo periodo, sono al di sopra delle nazioni, sono al di sopra delle autorità di queste nazioni, sto facendo io i decreti. E sapete perché? Perché più questo mondo capisce che è prigioniero, più si rivolgerà a me per una salvezza eterna. Amen, Chiesa. Hai mai ringraziato Dio per i decreti legislativi che fanno? È il momento di farlo. Perché Dio sta chiamando tante anime. Il conteggio del tempo di quel popolo è cominciato quando lui è stato liberato dopo 10 piaghe, ha cominciato a fare la Pasqua e finalmente che cosa Dio ha fatto? Ha liberato il suo popolo e lì è cominciata la sua storia. Sai quando è cominciata la tua storia? Ci sono due tipi di nascite. La prima nascita è una nascita biologica, quando lo spermatozoo e l'ovulo si sono uniti e la tua vita biologica è cominciata, tu sei nato, sei cresciuto, sei arrivato fino a qua oggi e quella è la tua nascita biologica. Ma sai quando è che è cominciata la tua vera vita, se tu hai cominciato una vera vita nuova? Quando tu hai conosciuto Cristo come personale Salvatore Signore. Lì il tuo tempo, il tuo cuore ha cominciato a battere veramente, è un cuore spirituale, una nuova vita e non a caso Cristo dice che in Cristo noi siamo una nuova creatura. Lì è cominciata la tua storia. Tu puoi avere una storia di 80 anni, ma ti posso assicurare che la parola di Dio dice che se tu non nasci di nuovo attraverso lo Spirito di Dio, tu sei morto spiritualmente parlando. Hai capito? Quel popolo ha cominciato a vivere non quando era là in Egitto, ma quando è cominciato a uscire dall'Egitto, dopo che è stata sacrificata la Pasqua. Hai capito perché ho letto quel testo all'inizio che dice che Cristo è la nostra Pasqua? Perché la tua vita inizia esattamente nel momento in cui Cristo entra nella tua vita e dice: ehi, sono qua alla porta e busso, io voglio far parte di te, io voglio far parte delle tue decisioni, voglio far parte della tua vita. Ma tu devi aprire quella porta. Un predicatore una volta ha detto una cosa interessante che mi ha colpito. Ha detto: la porta del nostro cuore è una porta particolare, perché c'è una sola maniglia e quella maniglia è all'interno, non è fuori. Cristo non sfonderà la tua porta, Cristo non aprirà la tua porta da fuori.
sei tu che devi aprire, ma quella cosa deve essere fatta oggi, perché oggi Cristo, la nostra Pasqua, è stata sacrificata. Hai capito che cosa sta facendo il Signore? Sta chiamando tante anime attraverso il giudizio che ha fatto della Pasqua tanti secoli fa. La sta rifacendo oggi, la sta rifacendo continuamente nella storia per chiamare tante anime al Signore. Ma c'è un secondo principio che io voglio imparare insieme a te sulla Pasqua. La Pasqua è passare il confine tra ciò che è dietro e il glorioso futuro che è davanti. E dice così Esodo 12,8: poi si prenda del sangue dell'agnello e lo si metta sui due stipiti e sull'architrave della porta delle case dove lo si mangerà. Ossia, qual era la differenza tra il popolo egiziano e il popolo ebraico? L'unica differenza che c'era era questo sangue di questo agnello sacrificato sparso sugli stipiti della porta. Quella notte l'angelo sterminatore che passava per le case: pastore, ma c'è un angelo sterminatore mandato dal Signore. La brutta notizia che c'è. E un giorno tornerà per fare il vaglio di chi ha il sangue dell'agnello sparso sugli stipiti del proprio cuore e quelli che non ce l'hanno. La Pasqua è la dichiarazione che tu sei puro attraverso il sangue dell'agnello. Allora non è soltanto un nuovo inizio, ok? La Pasqua, ma è passare da un passato di schiavitù a un nuovo futuro fatto di libertà completa dal peccato che ci dominava fino a poco fa. Prima Pietro 1, 18-20 dice così: sapendo che non con cose corruttibili, con oro, argento, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia, già sacrificato, alcune traduzioni dicono, o designato prima della fondazione del mondo. Egli è stato manifestato negli ultimi tempi per voi. Ossia, Dio non ha cambiato soltanto il nostro presente, ma ha cambiato in modo radicale il nostro passato. Il passato degli ebrei è stato coperto dal sangue di Cristo, il nostro passato è stato coperto dal sangue di Cristo, rigenerato dal sangue di Cristo. E guarda che cosa dice qua questo testo, torniamo lì un attimo perché è molto profondo. Dice: ci ha riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai padri. Sai qual è il principio qua? Ci sono cristiani che entrano nella salvezza, ma vivono una realtà condizionata profondamente dal proprio modo di vivere e dal modo di vivere della propria famiglia. Non sono stati mai profondamente rigenerati dal sangue dell'agnello, e il sangue dell'agnello dice che ci ha riscattati dal vano modo di vivere dei nostri padri. Pastore, è una mia abitudine, lo facevano i miei genitori, lo facevano i miei nonni, lo faceva un sacco di persone nelle generazioni passate, e io sono il risultato di tutto questo. Tu hai cominciato una nuova storia. Perché la parola di Dio dice e parla chiaramente dei difetti di tutti i grandi uomini di Dio? Perché ci mostra Davide come un adultero e un assassino, non un assassino qualunque, il più sporco degli assassini, per mani di altri, no? A pagamento? Perché Dio ci mostra Pietro che ha tradito Gesù? Perché Dio ci mostra Abramo che per accontentare la moglie fa l'utero in affitto? Perché questo è successo là, no? Tu lo sai. Visto, marito mio, visto che io non riesco a partorire, ti do la mia schiava, che così lei ti dà un figlio attraverso il suo utero. Perché Dio ci mostra tutte queste cose terribili nella vita di queste persone? Sai perché? Perché attraverso il sangue di Cristo Dio ha rigenerato queste persone, ha cambiato profondamente queste persone, e queste persone sono nuove creature in Cristo Gesù.
Sai perché la Chiesa tante volte non funziona? Perché noi non percepiamo questa grande realtà. Noi ci mettiamo mesi, anni a cambiare le nostre attitudini, è vero? Ma il Signore dice: non ti preoccupare, perché io ho dato la vita di mio figlio e questo sangue è stato sparso sul tuo cuore. Tu sei una nuova creatura in Cristo Gesù e tu puoi fare la differenza, veramente sì. E dimenticati di quello che eri dietro, dimenticati di quello che tu facevi, perché tu sei una nuova creatura. Puoi pensare in modo nuovo, puoi vivere in modo nuovo, puoi sentire in modo nuovo, puoi agire in modo nuovo. Perché? Perché il sangue di Cristo ha purificato il tuo cuore. Sai che cosa dice Prima Giovanni capitolo 1 versetto 8? Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Dio non soltanto perdona i peccati, ma ci purifica da ogni iniquità. Sai che cosa vuol dire iniquità? Vuol dire peccato continuato. L'iniquità è peccato continuato. Cristo può purificarci da ogni peccato continuato che noi facciamo. Sai in quanto tempo si stabilisce un'abitudine? Caso strano, 40 giorni. 40 giorni, al 41esimo giorno, se tu fumi una sigaretta per 40 giorni, al 41esimo giorno sei un dipendente dalla sigaretta. Se tu sei viziato per 40 giorni, guardi pornografia su internet, tu al 41esimo giorno sarai viziato da pornografia. Se tu bevi per 40 giorni in eccesso dell'alcol, al 41esimo giorno tu sarai un alcolista. E per cambiare la mente di un alcolista è una cosa terribile, sapete perché? Primo punto, perché la persona che è viziata non ammette i propri vizi, 1. E la seconda cosa è che non è solo una questione psicologica ormai, ma è una questione biologica. Il tuo corpo comincia a cambiare, subire dei cambiamenti all'interno, si producono delle sostanze che danno piacere e tu cercherai ogni giorno di più quella situazione, quell'emozione, e quella cosa ti schiavizzerà. Ma il Signore dice: io ti ho liberato dal vano modo di vivere dei tuoi padri. Questa è la Pasqua. Sei libero, escitene fuori da questa casa. E la cosa interessante è che questa situazione della Pasqua è stata descritta là in quel testo di Esodo 12, no? Non so se avete notato, gli ebrei dovevano prendere questo agnello al 10° giorno del mese contato secondo gli egizi, e questo agnello doveva stare in casa per 14 giorni. Allora tu provi a immaginare, no? Questo agnellino dolce, tenero, in casa per 14 giorni con la famiglia, dormiva con loro, mangiava con loro, viveva con loro. Al 14° giorno, ossia il giorno della Pasqua, tutti dovevano portare fuori questo agnello. Tu ti rendi conto? Se tu hai un cane o un gatto, più o meno è la stessa cosa. Sai perché dovevano fare questo? Perché loro dovevano rendersi conto che loro mettevano a morte quell'agnello per loro responsabilità, e perché l'angelo dello sterminatore passasse in un'altra casa, loro dovevano prendere di quel sangue, spargerlo sugli stipiti della porta e far vedere al Signore, far vedere a Dio che loro erano protetti da quel sangue, ma quel sangue innocente era sparso per loro. Cari miei, vi do una brutta notizia. Noi abbiamo mandato a morte il Signore Gesù. È responsabilità nostra, ma quel sangue ci ha liberato dal nostro passato, ci ha liberato dalle nostre abitudini, ci ha liberato dalle nostre maschere, ci ha liberato dalle nostre bugie. Noi oggi possiamo essere liberi perché quel sangue è stato sparso e perché noi riconosciamo che è responsabilità nostra che Lui è andato in croce. C'è una cosa che voglio dirvi.
quando quegli ebrei erano in casa, l'angelo passava ma non giudicava. Oggi noi non siamo in casa, ma siamo in Cristo, ok? E nella lettera ai Romani ti leggo alcune cose che sono successe esattamente nel nostro cuore quando noi abbiamo ricevuto Cristo come nostro personale Salvatore e Signore. In Cristo noi siamo stati giustificati, Romani 3,22. In Cristo noi siamo stati riconciliati, Romani 5,11. In Cristo noi siamo stati battezzati nella sua morte, Romani 6,3. In Cristo noi siamo viventi a Dio, Romani 6,11. In Cristo noi non abbiamo nessuna condanna, Romani 8,1. In Cristo siamo stati liberati dalla legge del peccato, Romani 8,2. In Cristo noi apparteniamo a Lui, Romani 8,9. In Cristo noi siamo uniti indissolubilmente al Signore, Romani 8,39. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? La Pasqua è questa, cari miei. Cristo ci ha uniti in una cosa solo con Lui e noi possiamo contare sul fatto che Lui è morto e ha dato il suo sangue per ciascuno di noi. Quindi la seconda parte, il secondo principio che voglio imparare insieme a voi è: la Pasqua è passare il confine tra ciò che è dietro e il glorioso futuro che è davanti. Il Signore per te, davanti a te, c'è un futuro glorioso. Però ti devi liberare del tuo passato. Non puoi continuare con la vita che facevi prima. Pastore, come faccio? Ci sono 3 cose importanti da fare perché tu possa continuamente rinnovare il tuo patto con Cristo. Il primo, la parola di Dio. Il secondo è la preghiera e il terzo è la comunione fraterna. Sono 3 cose fondamentali che tu devi fare perché la tua vita si rinnovi giorno dopo giorno e il tuo pane azimo verrà mangiato con tanto gusto, una vita semplice ma una vita piena di soddisfazione. E ultima cosa che voglio imparare insieme a voi: la Pasqua è passare il confine tra una mente schiava e una mente libera. Guarda che interessante che è il metodo che Dio ha dato a questi uomini di mangiare la Pasqua. Là in Esodo 12 dice: mangiatelo in questa maniera, con i vostri fianchi cinti, con i vostri calzari ai piedi, con il vostro bastone in mano, e mangiatelo in fretta, è la Pasqua del Signore. Ossia, il Signore stava dicendo a questo popolo: cominciate a pensare da uomini liberi. Perché il Signore ha detto mangiatelo in questo modo, con i vostri vestiti annodati, in poche parole, con i vostri calzari ai piedi, con il vostro bastone in mano, e mangiatela in fretta. Queste 3 cose hanno una simbologia molto interessante. La prima, con i vostri fianchi cinti. Gli ebrei facevano una cosa di questo tipo: quando erano in casa portavano una veste lunga, rilassante. Perché? Perché non si dovevano muovere. Ma quando dovevano lavorare o camminare, andare al posto di lavoro, sapete che cosa facevano? Prendevano questa veste lunga e se la annodavano in vita, perché le ginocchia dovevano essere libere di camminare, libere di muoversi. Tante cose purtroppo succedono nel mondo spirituale che noi non ci ragioniamo. Quando il Signore ci parla, noi dobbiamo essere pronti a muoverci. Noi stiamo vivendo un tempo che siamo iperattivi e poco meditativi, e questa mancanza di meditazione, sapete che cosa ci provoca? Un blocco spirituale, che quando Dio ci parla noi non riusciamo a riconoscere la voce di Dio e noi rimandiamo sempre quello che Dio ci dice di fare. Perché? Perché non abbiamo i nostri fianchi cinti, perché non siamo pronti a obbedire al Signore. È questo che noi dobbiamo fare. Fianchi cinti significa: Dio parla, Dio lo farà, io lo faccio insieme a Lui. Hai capito? La seconda cosa ti dice: mettetevi i vostri sandali ai piedi. Sai che il sandalo era, la calzatura era il simbolo della libertà. Gli schiavi avevano i piedi nudi. Fino a 5 minuti prima loro erano schiavi e Dio gli ha detto: mettiti i sandali e comincia a pensare da persona libera. Qual è il grande problema di un cristiano convertito che non è libero?
te lo posso dire, e sottolineano bene quello che io ti sto per dire adesso. Un conto è prendere il popolo e liberarlo dall'Egitto, ma tante volte l'Egitto rimane dentro il loro cuore. Il sapore della vita di prima, no? Tutte le volte che arrivava un problema nella vita di questi uomini e queste donne che stava per liberare il Signore, che cosa loro dicevano? Ah, le cipolle dell'Egitto, ah, le angurie che noi mangiavamo ogni giorno, che sapore che avevano. Questa manna qua è una roba proprio da bassi fondi. Sì, ma quella manna lì ti nutre ogni giorno e ti ha nutrito per 40 anni e ti nutrirà fino a che tu non arrivi nella tua terra promessa. Sai una cosa, pastore, ma io ho un problema. Sì, ma io ti posso assicurare, Salmo 37, 25, sai che cosa dice Salmo 37, 25? Io sono stato giovane e sono divenuto vecchio, ma non ho visto il giusto abbandonato nella sua progenie raccogliere il pane, perché io mi occupo di voi, io vi mando la manna ogni giorno, io vi sostengo, io vi faccio stare in piedi in ogni situazione della vita, perché io sono con voi. Questa è la Pasqua, gente. La Pasqua è la dichiarazione di Cristo che dice: io mi occupo di voi, occupatevi delle mie cose e io tutto il resto vi sarà aggiunto. Tu ti fidi di tuo papà? Sì o no? Quando un papà dice è così e va avanti per quella strada, a meno che non sia un papà disgraziato, ossia senza grazia, ma il nostro papà è pieno di grazia. Il nostro papà è pieno di grazia e provvederà per noi ogni giorno. Noi dobbiamo però uscire da quell'Egitto, uno, con il nostro vestito legato, pronti a camminare. Seconda cosa, dobbiamo avere i sandali, cominciare a pensare da persone libere dai sapori dell'Egitto, da quello che facevamo prima di conoscere il Signore. E terza cosa, dice col bastone in mano. Sapete che cos'è il bastone? È il simbolo dell'autorità. Posso dirti una cosa per esperienza: se una persona oggi si converte, ha tutto il diritto di andare in faccia a Satana e dirgli: vattene via da me nel nome di Gesù, perché tu non sei nulla, perché Satana è stato sconfitto. Se tu non hai coscienza dell'autorità che hai nel mondo spirituale, tu non puoi essere una persona libera. Perché il Signore ha detto: prendi il tuo bastone in mano? Perché loro avevano il diritto nel mondo spirituale di dire: arriviamo alla terra promessa, sì, perché il Signore ce l'ha promesso. Ma soltanto 2 hanno capito di avere l'autorità spirituale. Vi ricordate chi erano nel deserto? Chi è stato? Caleb e Giosuè. Gli unici che quando hanno visto la terra promessa, ci sono i giganti, sì, ma il Signore ce l'ha data, è una terra buona, andiamo perché il Signore combatterà per noi. Quante persone lasciano il bastone a casa e si dichiarano sconfitte nella presenza del nemico, nella sconfitta della presenza della propria carne o del pensiero del mondo. E il Signore dice: usa il tuo bastone, hai autorità nel nome di Gesù. Anche Mosè è caduto in questa trappola. Tu vai 2 capitoli dopo, è interessante, si trovano davanti al Mar Rosso chiuso, e Mosè comincia a predicare al popolo. Guarda, tutte le volte che ci penso, io che sono un predicatore, mi viene da ridere. Guardate, state tranquilli perché il Signore ci darà una grande liberazione. Che predicatore, tranquillo nelle mani di Dio. Subito dopo, nel versetto dopo, c'è scritto: Dio che interviene nella vita di Mosè gli dice: Mosè, perché gridi a me? Usa il tuo bastone. Ossia, lui predicava ma non credeva in quello che predicava. Una roba ridicola, è comica. Vai a leggere il capitolo 14. Perché? Perché il Signore gli aveva dato il bastone dell'autorità, aveva fatto un sacco di prodigi là in Egitto, aveva mandato le piaghe, ma ancora non aveva realizzato che quel bastone poteva essere usato ogni giorno. Hai il tuo bastone a portata di mano? Alzi la mano chi è consapevole della propria autorità nel mondo spirituale. Amen, Chiesa. Ce l'hai il tuo bastone? Non dimenticarlo a casa. Vattene via nel nome di Gesù, perché sta scritto.
È questa la tua autorità. E mangia in fretta la tua Pasqua. Non indugiare nel regno delle tenebre. Guarda che cosa ci dice la parola di Dio prima, Pietro 2,9, il versetto conclusivo. Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Sei uscito dall'Egitto? Sei uscito dall'Egitto? Lascia l'Egitto là, dietro di te. Basta sognare il sapore del mondo. Basta. Comincia a camminare per la tua terra promessa. La differenza tra te e una persona che non è nata di nuovo è che la persona, pur essendo vicina a Cristo, è ancora nell'Egitto, ma noi siamo già usciti. Ma se tu non conosci questo Dio che ti fa uscire dai tuoi vizi, è qua oggi che ti sta dicendo: esci con me dall'Egitto, io sto alla porta e busso, apri la porta, io mi siederò con te, mangerò con te e saremo per sempre insieme. Questa è la nostra Pasqua. Cristo, la nostra Pasqua, è stata sacrificata. Viviamo una vita semplice, viviamo una vita non di religiosità, ma di una relazione personale con Lui, e vedrai quante vittorie il Signore ci darà durante il nostro cammino. Io vorrei pregare con te e per te, ok? La nostra Pasqua è oggi. Cristo ha cominciato a camminare in questa chiesa quando siamo entrati qua. E ci sta dicendo: vuoi essere una persona libera? Pastore, ma io ho tutto quello che mi serve nel mio Egitto. Ok? Tranquillo. O tranquilla. Però sei schiavo. E Dio vuole che tu sia una persona libera. Totalmente libera. Pastore, ma ho tante cose da cambiare. Ti ricordi che cosa abbiamo detto? Abbiamo detto che siamo stati riscattati dal vano modo di vivere dei nostri padri. I nostri vizi generazionali sono stati spezzati, la catena è rotta, tu sei una persona libera, ma bisogna che tu prendi questa libertà e che tu la faccia tua. Satana verrà da te a raccontarti che tu non puoi liberarti da questo vizio, che tu non puoi liberarti da questa attitudine. Non è vero, tu sei una nuova creatura in Cristo Gesù. Attraverso il sangue dell'agnello tu puoi dire: sono libero. Un giorno, ancora una volta, il Signore rinnoverà il suo giudizio, quello che ha fatto in Egitto. E quel giorno io voglio che il Signore passi e mi apra la porta e mi dica: andiamo verso la terra promessa. Io non so dove tu sei, se abiti da una parte o dall'altra, ma io so una cosa, che il Signore è qua stamattina per dirti: io voglio che tu venga con me. Tu vuoi che il Signore faccia parte della tua vita? Pastore, ma io sono già credente. Ok, gloria a Dio per questo. La tua Pasqua è stata sacrificata. Ma tu puoi dire oggi: Signore, tante cose mi sto trascinando dall'Egitto dove tu mi hai liberato. E io voglio essere libero completamente. Ok, è il momento buono per dirglielo al Signore. Signore, voglio essere libero. Io voglio pregare insieme a te e per te. Chiudi i tuoi occhi e parla col Signore. E puoi dire così al Signore: Signore, io sono un cristiano o una cristiana convertito o convertita da tanto tempo, ma riconosco, Signore, tante cose che io devo cambiare. Io voglio quel sangue sul mio cuore, Signore. Io voglio la purificazione della mia anima. Io voglio. Liberami, Signore.
Ma se c'è qualcosa, qualcuno che sta dicendo io non conosco questo Dio, io non so chi sia, questo è il momento di dire: Signore, io abito nell'Egitto, io sono schiavo di un peccato che è dentro, nel profondo della mia anima, ma voglio venire con te. Liberami, Signore, perdona ogni mio peccato e lascia, Signore, che io venga alla tua presenza. Se tu in un modo o nell'altro hai pregato così, che sia il primo appello o che sia il secondo appello, lì dove tu sei, io ti chiedo di alzarti nel nome di Gesù, se tu puoi. Se stai dicendo: Signore, era per me questo messaggio, alzati nel nome di Gesù, io voglio pregare insieme a te affinché, Signore, ti possa liberare completamente. Dio ti benedica là dietro, Dio ti benedica qua in mezzo, Dio ti benedica qua davanti, là dietro. Amen. Il Signore sta facendo un'opera in mezzo a noi, anime che vengono liberate. Non avere vergogna del Signore, non avere vergogna del Signore. Cos'è l'orgoglio? Te lo porti nella tomba l'orgoglio. Amen. Gloria a Dio. Lascia da parte l'orgoglio, spogliati davanti al Signore e lascia che Lui ti dica: io voglio far parte della tua vita. Gloria a Dio per questo. Forse è l'ultimo appello che il Signore sta facendo. Tu stai dicendo: sì, ma ci sarà tempo. Non puoi saperlo. Forse domani il Signore torna. E io non vorrei che nessuno di noi passasse per il giudizio che il Signore ha fatto in quella Pasqua di tanti secoli fa. Ma vorrei che tu fossi parte di una storia meravigliosa, che è il viaggio verso la terra promessa, verso una vita nuova. Signore nostro Dio, nostro Padre, grazie per queste anime che hanno risposto al tuo appello. Adesso, Signore, per loro c'è la libertà, una catena che si spezza oggi è una vita piena di gioia domani. Grazie, Signore, per la delicatezza della tua parola. Hai dato la tua vita, Signore, per questo. E noi non vogliamo, Signore, trascurare questo messaggio potente che tu ci dai, che è la salvezza in Cristo Gesù, la nostra Pasqua, sangue sparso per causa nostra, ma per la nostra salvezza e la nostra vittoria. Grazie ancora, Signore, per stamattina, per la tua visita in mezzo a noi, e ti ringraziamo per tutto nel nome di Gesù. Amen. Amen. Alziamoci tutti in piedi, invito il gruppo di lode e continuiamo ad adorare il Signore con le nostre decime, con le nostre offerte, con tutto quello che il Signore ci ha dato giorno per giorno.
ofertare, Signore, nella tua casa. Che tu possa, Signore, benedire ogni famiglia, Signore, che è qui presente, che ha offertato, Signore. Benedici, Signore, le nostre vite. Grazie, Signore, per la tua parola, Padre, che ha parlato in ogni cuore, oh Padre. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Potete sedervi. Ok, carissimi, non voglio fare gli stessi annunci, faccio molto rapidamente, che riguardano i nostri incontri di preghiera e i nostri incontri di studio, sull'importanza di partecipare, ok? Comunque i nostri inviti vengono sempre mandati sui gruppi. Oggi vorrei concentrarmi su una cosa importante che sta succedendo nella nostra comunità di Conegliano, ok? Allora, c'è una cosa che il padrone, no, del luogo dove noi ci riuniamo lì a Conegliano, praticamente lui ha detto che vuole vendere il locale. Quindi abbiamo altre 2 settimane di culto là a Conegliano. Fra 2 settimane noi praticamente siamo senza locale di culto. Ci sono delle alternative, chiaramente, perché non vogliamo chiudere la realtà di Conegliano, ma la Chiesa vorrei che potesse cominciare a pregare perché possa guidarci il Signore, ok? Chiaramente è una Chiesa che ha una storia già, no? Ha la storia di qualche anno, è una realtà molto bella. Tra l'altro abbiamo fatto una riunione la settimana scorsa ed è stata una riunione praticamente unanime, no? Tutti hanno deciso proprio che non c'è nessun problema, è importante continuare a camminare col Signore. Questo è stato molto bello per noi pastori, vedere l'unità di questa comunità, ok? E quindi vi chiedo per favore appoggio in preghiera, Chiesa. Ricordatevi quando tornate a casa se potesse spendere qualche minuto a pregare il Signore perché questo possa succedere, ossia trovare un nuovo locale di culto dove il Signore possa essere glorificato a Conegliano, ok? C'è qualche membro della Chiesa di Conegliano qua stamattina? Ok, Samuel, Fabiana e anche Alessandro, venite qua davanti, voglio che uno di voi almeno preghi. Questi sono i nostri fratelli di Conegliano e se tu vuoi pregare insieme a noi, ok? Pregherà Samuel. Fabiana, te la senti di pregare anche tu? Sì? Sì? Ok. E se tu vuoi alzarti, così chiudiamo il nostro culto, io chiuderò con una preghiera, va bene? Padre, noi ti ringraziamo, Signore, per la vita che tu ci hai dato e ci hai donato. Ti ringraziamo, Padre, per quello che sei, per quello che rappresenti nelle nostre vite, Padre. Grazie, Signore, perché senza di te noi non siamo nulla, Padre. In questo momento, Padre, io vengo a chiederti, Signore, la tua orientazione, Padre, il tuo discernimento, Padre, per i cambiamenti che stanno avvenendo a Conegliano, Padre. Noi sappiamo, Signore, che Conegliano è un popolo da conquistare, Signore. E noi confidiamo in te, Padre, perché sappiamo che tutto quello che succede, Padre, perché confidiamo in te, sappiamo che tu sei il nostro guida, tu sei il nostro tutto, Padre, e tutto sarà benedetto e tutto sarà conforme la tua volontà, Signore, soltanto per la tua gloria, Padre. Grazie di tutto, Signore, nel nome santo di Gesù. Amen. Ti ringraziamo, Signore, per tutto quello che hai fatto nelle nostre chiese, in tutte le nostre comunità, in particolare grazie, Signore, per la storia di Conegliano, grazie per tutto quello che hai fatto fino ad oggi. Noi sappiamo che siamo lì solo grazie a te, Signore, solo perché tu hai risposto alle nostre preghiere. Ti chiediamo perciò, Signore, di continuare a illuminarci con la tua guida. Ti prego, Signore, chiediamo che tu metta la tua mano su questa situazione, anche se momentanea. Siamo sicuri che sia un momento di grande cambiamento, magari anche un po' di instabilità, ma ti prego, Signore, di donarci la tua pace, di continuare a guidarci
affinché possiamo seguire la tua strada, la tua via, in modo tale che possiamo fare la tua volontà. Ti chiedo di benedire tutta la comunità di Conegliano, tutti i nostri fratelli lì, in modo tale che questo periodo duri il meno possibile e possiamo continuare ad avere un posto che possiamo davvero chiamare casa, che possiamo davvero sfruttare ogni domenica per lodarti. In nome di Gesù, amen. Signore, come il popolo ebraico è uscito senza sapere dove andare. Signore, stiamo uscendo da Conegliano, ma noi sappiamo che tu, Signore, hai il meglio per il tuo popolo e soprattutto per proclamare la tua gloria. Accompagnaci là, Signore, dove tu hai scelto. Semplicemente noi vogliamo fare i passi insieme a te e chiederti, Signore, che tu possa benedire la tua Chiesa là, proteggerla nel nome di Gesù. E adesso, Signore, che torneremo alle nostre case, ti chiedo che l'amore di Dio, nostro Padre, la grazia salvatrice di Cristo e le consolazioni dello Spirito di Dio con noi siano e con tutto il popolo di Dio su tutta la terra, da oggi e per sempre. Amen. Dio vi benedica, buona settimana nella presenza del Signore.